Siamo giunti alla terza corsa dal Savio, confronto riservato a 4 anni. Distanza dei 1660 metri, ritirato Coschi Ve, sono 9 al via, 1 Carlina De Gleris, 2 Cleo Horse, 3 Capirigna Fi, 4 Charlotte Regal, 5 Charlie Laxmi, 6 Colorado Spring. Seconda linea 7 Cesare dei Veltri, 8 Cocobella, 10 Codigal. Favori per Charlotte Regal in chiusura, Cocobella l'alternativa principale. E intanto macchina che accelera e lascia andare i concorrenti con Charlotte Regal che subito si avvantaggia mentre sbaglia Caipirinha Fi. Charlotte Regal numero leader 3 Caipirinha FI squalificato nei confronti di Carlina De Gleris che precede Cesare dei Veltri, mentre all'esterno ora si propone Cleo Horse che si porta all'attacco di Charlotte Regal dopo i primi 200 metri di gara, si fa spazio nella sua scia, riesce a sistemarsi quindi in schiena. Dopo 400 metri dunque in vantaggio Charlotte Regal nei confronti di Cleo Horse che si è accodato in seconda posizione, poi Carlina De Gleris, ancora Cesare dei Veltri, tutti lungo la corda, mentre all'esterno è rimasto, se non andiamo errati, Charlie Laxmi. Primi 600 in 44,7. No, al largo è ora invece Cocobella che si propone con in schiena Codigal, mentre è in coda Charlie Laxmi. Se ne vanno gli 800 in 59,3, i cavalli che affrontano la penultima piegata, sempre condotti da Charlotte Regal. Chilometro che viene coperto da Cleo Horse in 1,14,5. Nella sua scia rimane Charlotte Regal, poi Carlina De Gleris e Cesare dei Veltri dal retrovie cercano di progredire. Si fa luce il numero 10 Codigal che progredisce, raggiunge in seconda posizione Charlotte Regal e va su Cleo Horse. Terza ruota per Codigal che scatta con estrema decisione, c'è anche Cesare dei Veltri che scatta in quarta, completamente della piegata, in retta d'arrivo, se la giocano proprio Codigal e Cesare dei Veltri sul traguardo. Codigal in grado di controllare Cesare dei Veltri, mentre per il terzo finiscono vicini anche Charlie Laxmi e un altro concorrente. Andiamo a rivedere le battute conclusive con Cleo Horse che nel finale va in difficoltà, lo scatto all'interno di Charlie Laxmi, lo scatto però di Codigal a centropista che nel finale prende il sopravvento e si difende con i denti dall'arrivo di Cesare dei Veltri che può soltanto essere secondo, mentre per il terzo forse è Charlie Laxmi che ha ragione di Carlina De Gleris dopo il calo sia di Cleo Horse che di Charlotte Regal nonché di Cocobella. Il successo quindi per Codigal e Tommaso Gambino, Walter D'Ambrogio al training per la scuderia Orange Warriors. Andiamo a rivedere il finale molto incisivo di Codigal che si salva di precisione ma ancora chiaramente sul traguardo.